Cosimo Antonica ritorna, ma a tempo determinato, si dice per un mese, grazie ad una sollecitazione della Procura della Repubblica di Agrigento. Antonica è stato comandante della Polizia Locale di Agrigento fino a quando il sindaco Lillo Firetto non lo ha fatto ruotare assieme agli altri dirigenti comunali. I commenti alla decisione del sindaco a suo tempo furono tutti negativi e adesso che è ufficiale il ritorno di Antonica al suo posto, seppure per poco, gli agrigentini esprimono compiacimento attraverso i social. Si tratta di un riconoscimento ad un uomo che, da ex ufficiale dei Carabinieri, aveva scelto di fare l'ufficiale dei Vigili Urbani, continuando ad indossare insomma una divisa. Incomprensibile quindi la scelta di affidargli un settore che nulla ha a che fare con la sua esperienza di uomo di legge. L'augurio è che possa essere emanato adesso un provvedimento definitivo. C'è da dire che sostituendo Antonica non è stato previsto, almeno ufficialmente, il passaggio di consegne con il nuovo dirigente. Così almeno sembra, visto che delle iniziative intraprese dall'ex comandante non si è avuta alcuna traccia. Ci riferiamo in particolare all'impegno assunto proprio da Cosimo Antonica per porre fine all'anarchia creata a nord del capoluogo dagli autisti dei pullman extraurbani che tutti i giorni, quasi sfidando le forze dell'ordine, parcheggiano senza criterio anche in curva, ostacolando la normale circolazione stradale. Ai nostri microfoni il comandante Antonica aveva annunciato delle novità a proposito, ma nulla si è saputo più dopo la sua rotazione. Vogliamo perciò riproporre l'intervista realizzata a fine marzo. Cosa si può fare, cosa si deve fare, comandante, per scoraggiare la sosta selvaggia dei pullman e degli autobus extraurbani che stanno invadendo la zona nord di Agrigento tutti i giorni, parcheggiando addirittura quasi nei cortili condominiali, creando problemi alla circolazione? Conosciamo il problema. Naturalmente la città di Agrigento non ha grandi spazi per contenere autobus extraurbani, soprattutto sono quelli che trasportano gli studenti e quindi tutta la popolazione fluttuante che arriva in un capoluogo di provincia. Però abbiamo individuato sicuramente delle soluzioni e già dal mese di aprile noi possiamo mettere in campo una squadra ad hoc di 2 o 3 addirittura agenti della polizia municipale che si occuperanno di questo fenomeno e quindi in questo senso saremo molto attenti a debellare questa condotta indisciplinata.